Amici di Sportisili, buongiorno. Il sole alle nostre spalle potrebbe ingannare, in realtà siamo sotto la pioggia, è per questo motivo che ci vedete un po' all'oscuro e perdonate il problema un po' tecnico perché non siamo molto luminosi, però ecco, torniamo sempre in diretta per quello che è il Day 13 del ritiro del Palermo a Livigno. La penultima diretta da qui, perché poi domani ci sposteremo a Temu per l'amichevole del Palermo contro il Monza. Si iniziano a vedere tanti spunti interessanti. Dimmi tutto quello che hai pensato in questa lunga mattinata. Allora, è stata una mattinata importante per diversi aspetti. Intanto arrivano buone notizie perché l'infermeria pian piano si sta svuotando. Deplanche è tornato a lavorare insieme a tutto il gruppo portieri, quindi è tornato a scaldare i guantoni dopo aver riacquisito la parte atletica con l'allenamento di ieri. E questa è una notizia importantissima perché vuol dire che il ritiro di Manchester vedrà il portiere ex Milan lavorare a pieno regime e quindi Dionisi avrà l'occasione, l'opportunità di stabilire la gerarchia anche durante il ritiro, anche con le amichevoli, e arrivare all'amichevole di Parma con un'idea più chiara di chi potrà essere il portiere titolare di quest'anno, ammesso che ci sia. Poi, altra notizia importante, sempre che arriva dall'infermeria, è che Graves, dopo aver stoppato un po' le sue attività nella giornata di ieri, quest'oggi è ritornato a lavorare completamente in gruppo, idem Ceccaroni che già da qualche giorno sta lavorando, e poi c'è la situazione Ranocchia che non è cambiata rispetto alla giornata di ieri, quindi sembra che Filippo abbia ritrovato completamente il suo stato fisico sufficiente per lavorare con la squadra. Chi ancora non è rientrato in gruppo invece è Stulaz, che ha lavorato a parte, mentre Segre forse non l'abbiamo neanche visto. Non l'abbiamo visto, sì, continua a essere a parte. Ieri l'abbiamo visto recarsi in palestra, però ecco, la sensazione è che né Stulaz né Segre ci saranno domani. No, l'amichevole col Monza mi sento di escluderli a priori, perché se Dionisi si è tra virgolette ha pensato di tenere escluso Ceccaroni, che già era rientrato in gruppo nell'ultima amichevole con la squadra di terza divisione svizzera, è possibile, anzi è molto probabile che sia Segre che Stulaz non ci saranno contro i Brianzoli, mentre chissà che non ci sia più spazio per i due nuovi acquisti che non abbiamo visti nell'ultima amichevole. Sicuramente saranno, tra virgolette, convocati, quindi a disposizione del tecnico. Sicuramente Nicolau, l'ha detto il tecnico Dionisi alla fine della precedente amichevole. Per Henry ha detto che c'era forse ancora un po' da aspettare, però la sensazione è che comunque sarà quantomeno in panchina. Sì, perché comunque stiamo parlando di due giocatori che vengono da due condizioni un po' diverse, perché a quanto pare Henry non ha mai lavorato quest'estate prima dell'arrivo a Livigno. Per quanto riguarda Nicolau c'è stato un lavoro molto precauzionale da parte dello Spezia nei suoi confronti, sempre nel rispetto degli accordi presi con altre società, in questo caso il Palermo. Infatti, se ricordiamo, gli ultimi giorni di Soleri e Aurelio in quelle di Livigno sono stati molto blandi. Questo perché comunque nessuna delle società vuole rischiare, tra virgolette, di vendere un giocatore con qualche problemino che può venire fuori durante un allenamento. Quindi penso che Nicolau sia un pochino più avanti di Henry e penso che Nicolau possa fare qualche minuto in più rispetto al centravanti francese. Sono curiosa di sapere se ci sarà l'alternanza in porta tra Gomis e Deplanche. Finora è stato impiegato soltanto il nuovo arrivato per cause di forza maggiore, tranne che per qualche minuto che si è fatto ricorso ai ragazzi della primavera che sono aggregati qui anche per quanto riguarda la porta, e quindi potrebbe essere l'occasione per vedere per qualche minuto Deplanche, visto che non lo vediamo dai playoff e neanche dall'ultima gara, dato che è stato sostituito da Piacelli a causa dell'infortunio. Allora, io mi sento di escludere di vedere Deplanche domani in porta, perché lui ha fatto solo ed esclusivamente un allenamento con i guantoni. Oggi di pomeriggio ne farà un altro, ma se ho capito un po' con la situazione di Dionisi è molto, ma diciamo che non è la situazione di Dionisi, è una situazione precauzionale per gestire le condizioni dei calciatori e prevenire eventuali ricadute o infortuni. Quindi Deplanche, secondo me, domani starà a guardare, deve semplicemente pensare a lavorare bene ed essere pronto per le amichevoli inglesi. Sì, la strategia al momento sembra questa, ed è comunque una strategia che ci sentiamo di condividere proprio perché infortuni finora sono stati tanti, anche se forse è meglio non chiamarli proprio infortuni. Dionisi li ha chiamati problemini, però ecco, di fatto il Palermo non ha mai lavorato a pieno organico e quindi è indispensabile per Dionisi capire come comportarsi dal punto di vista tecnico e tattico quando avrà tutti gli uomini a sua disposizione, anche considerando il fatto che al momento ci sono in rosa degli elementi che sicuramente non andranno a comporre quella che sarà appunto l'organico definitivo.
Sì, ci sono tanti esuberi, ricordiamo sempre che manca un terzino sinistro in attesa del rientro di Lund, c'è un po' di problema di sovraffollamento a centrocampo, anche se Stulaz e Segre hanno ridotto questo sovraffollamento, ma parliamo di giocatori funzionali al progetto e quindi è chiaro che giocatori come Bro e Damiani sono sul mercato, questo lo sappiamo tutti, non è un segreto, mentre vedo molte possibilità che Saric si giochi il posto quest'anno a Palermo piuttosto che andarlo a cercare altrove, è l'unico dei rientranti che vedo con grandi chance. Per il resto è tutto un punto interrogativo perché l'attacco dipende da Matteo Brunori, perché si aspetta l'addio di Fella in attesa di trovare un reale sostituto di Xhaka Traoré, perché ricordiamo che il Palermo, se escludiamo, come ha detto Peppe Fella, ha 3 esterni d'attacco e se vuole giocare col 4-3-3 penso che ce ne vogliono almeno 4. C'è pure l'alternativa di schierare Vasic in quel ruolo, ma l'anno scorso non è andata proprio benissimo in quelle condizioni tecnico-tattiche per il calciatore ex Padova, e allora c'è tanto mercato da fare ancora. Assolutamente sì, colgo l'assist per leggere un commento di Giuseppe che scrive: dando per scontato che il centrocampo titolare sarà Gomez, Ranocchia e Segre, mi sembra assurdo presentarsi con Vasic, Stulaz e Saric come riserve. Allora, io l'anno scorso reputavo dei totem della panchina Henderson e Koulibaly, che potremmo chiamarli come alternativa al posto di Saric e Vasic. Però guardiamo un attimino la funzionalità, perché sia Koulibaly che Henderson non hanno reso. Henderson tra l'altro secondo me uno dei migliori acquisti del calciomercato Sì. a livello di nomi, però ecco è inspiegabile il motivo per cui sia stato forse il peggiore dei centrocampisti. Io ricordo le pagelle di fine anno che abbiamo realizzato su Sportisili, credo se non vado errata che avesse il voto più basso di tutta la rosa, tralasciando i vari Marconi che comunque avevano collezionato una serie di defaillance non di poco conto, però ecco parlando proprio di prestazioni ha giocato veramente male, non ha mai inciso. Henderson è uno dei tipici giocatori che secondo me ha bisogno di trovare un contesto di grandi motivazioni, cosa che secondo me non ha trovato a Palermo. Io, per come vedo il calcio, gli avrei dato una seconda chance perché secondo me può spostare gli equilibri in questa categoria, a maggior ragione che avrebbe dovuto, tra virgolette, fare la panchina o comunque giocarsi il posto con Ranocchia, con Segre. Quindi, cavolo, è un peccato averlo perso, però allo stesso tempo fidiamoci di quello che sta facendo la società e quello su cui sta lavorando Dionisi. Se riterrà Saric un'alternativa di rilevanza, sicuramente lo terranno. Ricordo sempre il Saric di Ascoli, che era veramente un bel giocatore. Poi a Palermo magari non ha reso come ci si aspettava, un po' tutti. Se andiamo a fare un po' un'analisi singola di ogni giocatore, ne troviamo pochi di giocatori che hanno reso bene a Palermo. Quindi mi aspetto che questo sia l'anno giusto per vedere le vere qualità e il reale potenziale di ogni calciatore che il Palermo ha come tesserato. Tra l'altro vado ad analizzare proprio elemento per elemento quelli che ha citato Giuseppe, ovvero Vasic, che è stato protagonista di una conferenza stampa oggi, lo vedremo qualche stralcio a breve, e mi sento di dire senza ombra di dubbio che Vasic non è sul mercato perché la società ci ha puntato e lo ha ribadito anche lui questa mattina in conferenza stampa, ha detto che è un giocatore del Palermo e quindi non si muove. Quindi da capire che ruolo avrà nella rosa. A mio parere sarà impiegato come un vice Ranocchia, e questa è la mia ipotesi, però ecco la società ci punta e quindi è giusto che faccia la riserva. Per quanto riguarda invece Stulaz e Saric mi sembra quello più potenzialmente mettibile sul mercato, anche perché lo scorso anno è stato piazzato in prestito. Stulaz invece è un discorso non di poco conto, perché i tanti infortuni sicuramente non lo rendono appetibile agli occhi di altre squadre. Allora, se Gomez possiamo definirlo un falso play per quanto manca nell'apporto di fosforo e senso geometrico, Stulaz invece lo è, ma pecca di stato fisico, quindi secondo me il Palermo qualcosa deve fare in quel ruolo se si vuole garantire un certo tipo di manovra, se si vuole garantire un certo tipo di sviluppo del gioco. Ricordiamo sempre che il play è fondamentale per ogni squadra che vuole fare un certo tipo di calcio, e se da quello che ho capito il Palermo vuole provare a imporre il proprio gioco in ogni gara, deve avere un play di un certo spessore. Stulaz secondo me sarebbe ideale, ma se non sta bene fisicamente e si deve, tra virgolette, dare tutto il carico, tutta la responsabilità a un Gomez che per caratteristiche non ti farà mai girare il pallone in un certo modo, io credo che il Palermo potrebbe ritrovarsi con un problema davanti alla difesa. Detto questo, è vero che Saric
può essere ceduto perché tra virgolette a mercato ha dimostrato di averlo anche dopo una stagione negativissima a Palermo 2 stagioni fa, però allo stesso tempo io lo sto vedendo pimpante, lo sto vedendo al centro dei lavori di Dionisi. Ecco, c'è una dimostrazione molto concreta: quando Damiani e Bro vengono provati in difesa e Saric invece viene provato nel suo ruolo, è un chiaro segnale che ci sono giocatori già sul mercato e ci sono giocatori che invece sono potenzialmente inseribili nel progetto. Però il mercato lo fanno 2 squadre, non soltanto una. Esattamente, quindi tra virgolette, se il Palermo dovrà piazzare Damiani e l'altro giocatore che si chiama Bro, non mi veniva per un secondo, deve trovare acquirenti. Se l'anno scorso ha trovato su Tirol e Juventus Next Gen disposta a tesserare i giocatori per un solo anno, mi auguro che li ritrovi anche quest'anno, magari in una Serie C importante. C'è il Pescara, c'è il Foggia, ci sono squadre che potrebbero interessarsi a Damiani. Chiudo con Basic perché non mi aspettavo niente di diverso. Intanto il suo arrivo in conferenza stampa è una prova netta e tangibile che il giocatore resterà a Palermo, ma come pensare il contrario? Abbiamo preso un giovane 2002 che ha solo esperienza in Serie C e non si è in grado di aspettarlo un anno. Sarebbe stato veramente una contraddizione importante da parte della società. Questo non è avvenuto nonostante il cambio di direzione sportiva, perché comunque Vasic mi sembra di aver capito che è una chiamata di Rinaudo e di Corini. Dionisi e De Santis penso che se lo vogliono tenere stretto e sempre sperando in una sua consacrazione con la maglia rosanera. Andiamo a vedere il primo stralcio della conferenza stampa appunto di Vasic, che ha parlato del suo ruolo. È stato un mistero per tanti mesi, con Corini prima e con Mignani poi. Ci ha spiegato lui qual è il suo ruolo. Andiamo a sentirlo. Beh, sicuramente ho imparato tante cose con diverse problematiche che ho avuto anch'io fisicamente, però sicuramente per me è stato un anno in cui per me lo reputo anche positivo, perché sono cresciuto tanto, sia mentalmente che di esperienza, perché per me è stato un anno di transizione in cui ho imparato tante cose e con l'esperienza di quest'anno voglio fare una grande stagione quest'anno. Ho 22 anni, ma sicuramente tutti hanno dei percorsi diversi. Ripeto, per me l'anno scorso è stato un anno in cui ho imparato e voglio quest'anno veramente incidere di più, dare il mio contributo alla squadra. So che posso farlo e devo solo continuare a lavorare come sto facendo, perché anche l'anno scorso ho lavorato duro, forte, nonostante magari qualche problematica, però senza alibi e senza niente voglio continuare a lavorare e fare bene. Ora sto giocando a mezzala, il mio ruolo, in cui sono contento, mi sento molto a mio agio e voglio sicuramente essere più incisivo, prendere più iniziativa e ripeto, so che posso farlo, quindi devo solo continuare a lavorare come ho fatto e migliorare sicuramente. Con l'esperienza dell'anno scorso, sicuramente giocando le partite ho imparato rispetto magari alla Lega Pro, ecco, sicuramente la Serie B devi essere più veloce mentalmente, capire già quello che devi fare, quindi sicuramente lì sto migliorando. E poi per le doti tecniche e tattiche siamo qui da 20 giorni e sto cercando di apprendere il più possibile per essere, ripeto, incisivo, ecco, quest'anno. Rientriamo, abbiamo sentito le parole di Vasic sul suo ruolo, lui è stato chiaro: a me piace fare la mezzala, insomma la zona del campo è quella, però mi chiedo perché i tecnici lo abbiano schierato in così tanti ruoli diversi. Lui ci ha risposto che tessendosi le sue lodi, dicendo che perché hanno visto capacità comunque lodevoli, però ecco, forse è stata un'improvvisazione un po' eccessiva. Sì, soprattutto nei confronti di un ragazzo che era al primo anno di Serie B, e gestirlo in questa maniera molto confusa non ha aiutato il suo rendimento. Poi anche molte problematiche dal punto di vista fisico lo hanno ancora di più, tra virgolette, messo ai margini del progetto tecnico, prima di Corini e poi di Mignani. Io non so nel preciso quante presenze ha fatto, ma mi viene da pensare e mi viene da domandare quante presenze ha fatto nel suo ruolo. Questa è la vera domanda da porre a chi l'ho gestito prima, ma ormai non è più un problema. Adesso la cosa da aspettarci è: vedremo Vasic con una certa continuità? È stata una domanda che io ho posto in conferenza stampa, perché dobbiamo pensare sempre che è un ragazzo 2002 che viene da un anno un po' confuso in B e che ha bisogno di giocare, altrimenti
diventa sempre più faticosa la sua crescita. Assolutamente sì, di presenza nel suo ruolo ne ha fatte veramente poche e quindi l'augurio che possiamo fare è proprio quello di essere impiegato con le caratteristiche che gli sono più opportune. Noi le abbiamo viste e spesso appunto ci siamo domandati perché comunque tra virgolette fargli del male e inserirlo in un ruolo che sicuramente non lo valorizzava. Penso soprattutto all'esterno d'attacco, che ecco, in quel ruolo proprio non era da lui, e quindi appunto la speranza è di vederlo nei ruoli a lui più congeniali. Nel frattempo sentite probabilmente la pioggia battere su di noi, fortunatamente non ci colpisce, però siamo sempre pronti a affrontare le intemperie. Me ne vado a Livigno con una consapevolezza, col fatto che qui il tempo non ha proprio un senso logico, perché stamattina ci siamo svegliati con un caldo importante, con un sole che faceva veramente del bene, adesso sta completamente cadendo il cielo a livello di diluvio, ma ancora uno spiraglio di sole c'è, quindi è tutto il contrario di tutto. Andiamo a vedere l'altra parte della conferenza di Vasic. Prima di andare ai tantissimi commenti, si è scatenata un po' una diatriba nei commenti, ma non ve la spoileriamo, ne parliamo dopo. Andiamo a vedere Vasic che ha parlato dei nuovi arrivi del Palermo. Anche l'anno scorso avevo iniziato, diciamo, trequartista, mezzale di destra o di sinistra, più di destra. Diciamo che quello è il mio ruolo, quello in cui, ripeto, come ho detto prima, mi sento più a mio agio, anche in campo, anche le movenze, insomma, tante cose che magari in alcune situazioni che posso trovarmi in difficoltà posso gestirla molto meglio. L'anno scorso magari mi hanno fatto fare magari più ruoli perché hanno visto comunque magari in me che potevo farlo, avevo capacità magari di fare più ruoli, però da mezzala mi sento a mio agio. Beh, sono tutti ragazzi che hanno sicuramente migliorato e hanno rinforzato la nostra squadra. Sicuramente anche Nicolau mi piace, già lo seguivo insomma perché giocava nel nostro campionato, quindi conoscevo, però sicuramente anche fisicamente è molto, molto forte, grande personalità, però ti dico tutti sono ragazzi forti, anche Henry, Gomis, Peda, tutti ragazzi che hanno migliorato la nostra rosa. È un giocatore che ha fatto la Serie A, quindi è un giocatore forte, fisicamente basta vederlo, è enorme, quindi è un giocatore che sicuramente ci darà una grossa mano. Ci ho parlato sì all'inizio insomma per conoscerci così. È un bravo ragazzo veramente, umile, che col lavoro è arrivato dove è arrivato, quindi sono convinto che quest'anno sarà molto importante per noi. Rientriamo, vedete, cambi di scenario, qui cerchiamo in tutti i modi di offrirvi il miglior servizio possibile, però vi assicuriamo che non è facile. Adesso abbiamo chiuso il tendone alle nostre spalle per evitare di naufragare. No, il diluvio è diventato ancora più prepotente in questo momento. Andiamo a leggere qualche commento. Vi dicevo poc'anzi, si è scatenata un po' una diatriba sulle capacità del Citigroup, non tanto in termini economici ma in termini proprio strutturali, di condurre le trattative di calciomercato. Angelo in particolare è stato un po' provocatorio e ci ha scritto: ma il Citigroup può acquistare giocatori? Sono stati tanti i tifosi che gli hanno risposto, facendo comunque riflettere in merito al fatto che non è una società come spesso le conosciamo, ovvero una società fatta e finita in cui c'è un presidente, un direttore sportivo, un direttore generale, comunque pochi uomini che vanno a condurre le trattative, ma piuttosto c'è una galassia, appunto lo diciamo sempre, alle spalle, che si occupa di valutare un giocatore dall'inizio alla fine, in termini burocratici, in termini medici, insomma da tutti i punti di vista. Sì, diciamo che è una holding così vasta che sarebbe quasi inutile e superficiale centralizzare il tutto quello che ronza attorno al Palermo e al calciomercato nella figura di Morgan De Santis. Ribadiamo il fatto che lui è il direttore sportivo e lui è a capo dell'area sportiva e quindi ha delle responsabilità in tal senso nell'individuare giocatori funzionali al progetto tecnico Dionisi. Però diciamo che le trattative, se non si chiudono in tempi rapidi, non mi sento di additare qualcuno
che soprattutto gira sui campi di Livigno, come può essere De Santis, come può essere Bigon, come può essere Migliaccio. Io credo che ci sia proprio una enorme c'è tanta gente che deve decidere. Tra l'altro è un discorso che abbiamo fatto anche lo scorso anno con Rinaudo. Il mancato rinnovo del contratto di Rinaudo non ci è mai sembrato un giudizio del tutto negativo nei confronti del suo operato, perché comunque ha portato a Palermo nomi importanti, poi la resa non è stata quella che avremmo voluto, però ecco, il mancato rinnovo di fatto non è stato un errore prettamente della persona, ma dell'intero gruppo, che comunque non ha saputo gestire quelle che erano le ambizioni della piazza. Sì, diciamo che hanno pagato in coppia secondo me Corini e Rinaudo, a prescindere dal fatto che uno è andato prima e poi l'altro dopo, ma diciamo che con l'arrivo di Mignani si è messa un po' la pietra e si è un po' bocciato l'operato del duo Rinaudo-Corini dal punto di vista tecnico. Forse perché Rinaudo ha pagato più il suo legame con Corini sì, che sì. tanto le sue prestazioni. Perché comunque lui, la maggior parte dei giocatori che aveva individuato erano giusti, poi ha pagato magari di aver guardato con un'ottica un po' superficiale le fasce basse. Questa è una responsabilità che sento di dargli, a prescindere dal fatto che magari Lund quest'anno si rivelerà migliorato e quindi più bravo, però pensare di giocarsi un campionato a vincere con Lund Aurelio come terzini sinistri e Matteo e Buttero come terzini destri era un po' troppo rischioso. Detto questo, Rinaudo ha preso Diachite a gennaio, colpo che ci ritroviamo quest'anno, e adesso aspettiamo da De Santis e compagni, per generalizzare un po', l'arrivo di un terzino sinistro, sempre aspettando il buon Pierozzi. Non ne abbiamo parlato oggi, strano, ma Pierozzi ancora non è arrivato. Continuo con questa diatriba perché mi sto appassionando anch'io. Pietro ci scrive: il Palermo è un laboratorio del Citigroup, e Angelo risponde: non mi pare che mandi giocatori in prestito come nel caso del Bari e del Napoli, anzi il Palermo compra giocatori a 10 milioni di euro. È vero questo, non ci sono degli affari prettamente familiari, tra virgolette, come può essere a Bari e a Napoli, però comunque qualche giro c'è, e comunque è sempre un giro positivo. Ad esempio penso a Gomez, che è un giocatore del Citigroup, il nuovo affare argentino è un affare del Citigroup, non è un affare del Palermo. Questa cosa comunque è positiva dal punto di vista economico, perché sta di fatto che comunque le società hanno dei propri bilanci, e quindi è sicuramente una mano importante in questo senso. Io credo che il Citigroup vada visto sempre come un'opportunità e mai come un peso, intanto perché ha dato una stabilità di livello internazionale al Palermo. Il progetto che abbiamo qui nel capoluogo siciliano ha tanta visibilità e soprattutto un ampio respiro, quindi non è un progetto che dura 2-3 anni e finisce, come può essere un presidentissimo che si mette lì a investire parte del suo capitale per poi sparire o per poi fallire per motivi personali e non. Quindi guardiamo sempre come un'opportunità e come una base il fatto che abbiamo il City Football Group a Palermo, perché nessuno in Italia ce l'ha e pochi in Europa ne possano parlare come progetto integrante. Detto questo, è pur vero che i calciatori del City Football Group sono arrivati, pochissimi sono arrivati, come Gomez e Orihuela, e poi c'è questa trattativa dall'Argentina di cui ne sapremo parlare quando ci sarà qualcosa di concreto. Però comunque stiamo parlando di pochissimi giocatori, quindi cosa significa? Che il Palermo intanto è una società a sé, lavora a sé, ha i suoi uomini e cerca di fare mercato in maniera funzionale. Poi se c'è un'opportunità di mercato, quindi utilizziamo i termini giusti, le opportunità di mercato sono quelle che poi rendono il City Football Group all'interno del mercato del Palermo. Gomez è stata un'opportunità e per la Serie B, lasciatemi passare il termine, ma ci sta, ma figuriamoci, poi se il procuratore lo vuole mandare in Serie A ne capiremo di più. Però ripeto, ci sono giocatori che possono rivelare un'opportunità. Se Orihuela esplodeva, ci ritrovavamo un difensore importante in casa, passato da famiglia in famiglia, sempre City Football Group. Sono sempre scommesse / opportunità che si trovano sul mercato, ma non è che il Palermo fa un mercato targato City H24 per tutte le sessioni di mercato. Lì ci dovremmo sentire un piccolo satellite nel mezzo della galassia, ma visto che sono semplicemente poche operazioni, penso che ci possa stare. Assolutamente sì, tra l'altro c'è questo gioco di Gomez, giochiamo con i nomi. E a proposito dell'argentino, Gigi scrive: 8 milioni in meno del budget di mercato pesano. Dipende, nel senso che appunto dobbiamo capire se l'affare è del Palermo o è del Citigroup. In questo caso specifico io credo proprio che l'affare sia del Citigroup, perché comunque è un giocatore che entra nel circuito e viene lasciato in prestito, quindi
non peserà assolutamente nelle casse del Palermo. Parliamo appunto di queste poche trattative che si sviluppano in questo senso. Poi il Palermo, si sa, è uno dei club che ha più risonanza a livello di Serie B, abbiamo i dati relativi a quanto si parla dei club di Serie B sui social, su internet. Il Palermo è sempre in vetta a queste classifiche, e quindi il fatto che il Palermo venga accostato a questo nome e non venga accostato uno degli altri club, tra virgolette, passando il termine, minori della holding non è un caso, perché comunque intorno al Palermo c'è grande chiacchiericcio e quindi è normale così. Però io non credo proprio che queste cifre peseranno sul lungo termine nel bilancio del Palermo, mi sento di escluderlo. A parte questo, secondo quanto trapelato, secondo quanto è uscito, il giocatore resterà in prestito a River Plate, quindi passa dal Velez a River, e quindi è un passo in avanti per quanto riguarda il campionato argentino, quindi giocherà in una big. Se il Palermo ci ha investito vuol dire che ci vede qualcosa, allora restiamo semplicemente ad aspettare che quando arriverà il giorno che il giocatore diventerà del Palermo a tutti gli effetti. È inutile spenderci in valutazioni adesso, quando è veramente troppo presto. Angelo ci chiede: ma è possibile che il City non possa acquistare e deve acquistare il Palermo? È ovvio che comunque le trattative si conducono tra società e il Citigroup è una holding, per cui il Citigroup può mettere a bilancio un magazziniere, un segretario, insomma tutti quei ruoli che sono operativi, però ecco, sicuramente non c'è una squadra Citigroup, per cui non si possono condurre trattative di questo genere. No, assolutamente. Un giocatore va tesserato in una società, non può diventare giocatore proprietà di una holding, perché è come se Aurelio De Laurentiis compra un giocatore e lo rende di proprietà sia del Bari che del Napoli. Ho fatto un esempio molto pratico. Diversa la situazione delle categorie in cui si sviluppa una società, e prendo esempio la Juventus che ha la squadra Next Gen, quindi l'Under 23 è la prima squadra. In quel caso fanno capo ad un'unica società e quindi può esserci un passaggio di giocatori in modo semplice e senza problemi burocratici. In questo caso il Citigroup è una holding che fa capo è a capo di diverse società, però le diverse società rimangono entità separate, quindi con bilanci separati e con tesserati separati. Non può esserci un giocatore che si sposta da una società all'altra, per sfortuna, perché ci servirebbe qualcuno del Manchester City, ci piacerebbe molto. Purtroppo non è possibile, quindi anche le trattative da società della holding vanno comunque messe a rapporto, messe a bilancio. Qualsiasi passaggio di proprietà va segnalato e quindi va condotto secondo i termini prestabiliti. Poi ovviamente ci possono essere, tra virgolette, dei favori economici, nel senso che sicuramente il Citigroup ha interesse a mandare un giocatore a fare esperienza a Palermo, magari un giovane, si spera, della cantera del Manchester City, però ecco, deve essere tutto registrato come da norme. Assolutamente sì. Tra l'altro voglio ricordare sempre che il Manchester City ci ha messo quasi un decennio prima di costruire il settore giovanile che ha oggi, dal quale escono giocatori come Palmer e Foden, per citarne due, dal quale esce anche il buon Claudio Gomez che abbiamo qui a Palermo. Però, ripeto, dobbiamo avere fiducia in questa proprietà, perché dico, anche se ci ha messo 3 anni a mantenere la Serie B, a puntarci seriamente per la A, ricordiamo sempre che anche prima del fallimento il Palermo stava per avviare il suo 3° anno consecutivo in B e non si respirava un'aria molto tranquilla. Invece oggi a livello di progetto noi possiamo dormire sonni sereni, almeno tutti coloro che hanno a cuore le sorti rosanero. Quando e come arriverà la Serie A non è dato saperlo, perché il calcio è imprevedibile, ma io vedo quest'anno come un grande anno. Il triennio si chiude con questa stagione, quindi è possibile che arrivi la promozione, ma ripeto, tutto passa da qui e poi tutto passa da Manchester, perché il ritiro è lo specchio un po' della stagione. Se tu hai lavorato bene, tu gruppo squadra, tu dirigenza, quindi operazioni di mercato, in entrate e in uscite, il lavoro, la costruzione del gioco, l'identità della squadra, tutto si fonda al ritiro. Tutto parte da qui e quindi speriamo che sia una partenza ottima e mi auguro di vedere qualcosina in più anche dall'amichevole di domani col Monza. L'hai chiesto a gran voce e ce lo chiedono Pierozzi.
Pierozzi, non abbiamo novità, Pierozzi si sa solo che ha un accordo col Palermo, la Fiorentina è Un disposta a accordo cederlo. verbale, Sì, perché sì, sì. sappiamo che a livello burocratico firme non sono No. state messe, visite mediche non ne sono state fatte perché c'è stato smentito, qui non è arrivato, non l'abbiamo visto perché sapete che quando vediamo qualcuno ve lo segnaliamo sempre, è saltato, potrebbe anche essere saltato, non è da escludere, ma non lo sappiamo. Non sappiamo nulla al momento, siamo molto, molto concreti nel specificarvi questa situazione perché è diventata un po' deprimente questa situazione, perché ci si aspettava almeno di completare il ritiro qui in Valtellina con questo poker di acquisti. Ci metto 5 se consideriamo Peda. Sarebbe stato ottimo avere i 2/3 di destri, avere il portiere, avere la punta e il difensore centrale. Abbiamo solamente questi 3, non abbiamo ancora l'alternativa di Diakité, ma io ripeto sempre che secondo me la priorità è a sinistra, perché a destra vuoi non vuoi hai Diakité e Buttero, ma a sinistra ad oggi non hai nessuno se non Lund in fase di rientro, che quindi avrà 2 settimane in meno nelle gambe, perché a questo punto non penso ritorni domani. Penso che lo rivedremo direttamente a Manchester, non noi, ma comunque lo rivedremo attraverso le immagini pubblicate dai canali ufficiali del club, e allora ci resta da aspettare che in Gran Bretagna si sblocchi qualcosa. Altra diatriba nei commenti ci chiedono quali squadre sono più pronte del Palermo allo stato attuale. Io mi sento di dire che qualcuna molto più pronta del Palermo c'è. Ad oggi il Palermo è un cantiere aperto, quindi oggi il Palermo non può entrare nella griglia di chi parte meglio, perché è tutto da fare ancora, c'è veramente tanto lavoro da fare. È una squadra che ha una buona base di partenza, ma ci sono tante lacune e ci sono tanti dubbi su chi deve fare che cosa in questa squadra e su chi deve rimanere e per fare cosa. Mentre ci sono squadre, allora premettiamo intanto una cosa, che in Serie B non c'è nessuno di pronto ad oggi ufficiale. Anche perché giustamente il Sono campionato squadre fatte. inizia tra un mese e quindi Esatto. è giusto così, però ecco, qualche trattativa interessante Abbiamo c'è visto la stata. Cremonese chiudere Fulignetti e Van de Putte, ma come il Palermo ha chiuso Henry e Gomis, chiaramente lì stiamo parlando di 2 giocatori prontissimi e forti per la categoria, ma non li vedo così tanto inferiori ai nomi fatti dal Palermo. Non è questo tanto il problema, perché per esempio la Cremonese adesso è a caccia di una punta, che è proprio Matteo Brunori, visto l'approdo di Massimo Coda alla Sampdoria, quindi è un giro, è un piccolo circo. La Salernitana è ancora in rosa stipendioni da liberare, lo stesso Dia è ancora in granata, quindi è un po' tutto da vedere. Il Sassuolo un po' taciturno in fase di mercato, potrebbe pensare di ripartire col blocco che è retrocesso. Tante situazioni, dobbiamo scoprire anche cosa faranno le grandi deluse dello scorso campionato, e quindi lo Spezia e il Bari. C'è tanto da vedere in questo mese caldo di estate, ma soprattutto di calciomercato, perché da qui passano le griglie di chi è favorito e chi no. Tornando a Pierozzi, Agostino ci scrive: per quanto riguarda il giocatore, l'unico nodo da sciogliere è quello relativo alla clausola che pretende la Fiorentina sull'un'eventuale opzione su una futura rivendita del giocatore da parte del Palermo. Può darsi, il problema è che comunque in genere questo genere di discussioni si chiudono in meno di una settimana. Non con il City Football Group e non con... Però ecco, noi De Santis non l'abbiamo visto muoversi, quindi No. o stanno conducendo tutto telefonicamente o c'è qualcosa che evidentemente non piace né da una parte o dall'altra. Io credo che nel calcio di oggi gli incontri, quelli al bar per contrattualizzare un giocatore, penso che vadano sempre a diminuire. A me piacciono, a me piace quel calciomercato lì un po' più vivo. Sì, però come abbiamo visto De Santis non si è mosso dall'acqua grande di Livigno, sempre con le sue cuffiette, sempre a trattare giocatori, non penso parli con gli amici, e quindi vediamo come si evolverà la situazione a Manchester. Ormai per questo ritiro ci siamo un po' arresi in termini di nuovi arrivi, perché l'unico che aspettiamo da 2 settimane è Pierozzi e non è mai arrivato. Per fortuna i famosi 3 sono arrivati, e quindi niente, aspettiamo novità poi dall'Inghilterra. A proposito di aspettare, Sebastiano ci scrive: ma se c'è così tanto lavoro da fare, questo ritiro a Livigno a che serve, dato che più di mezza squadra andrà altrove? È una bella domanda. No, ma è il mio pensiero, infatti. Il tuo commento rispecchia esattamente il mio pensiero, cioè che questa squadra... Aggiunge: a non è Manchester completa. ci andando in 7 perché il resto è da cedere, non ha senso portare David, Takfel e Bro a Manchester. Allora, intanto permesso che li porteranno, perché comunque sono dei tesserati che difficilmente lasciano qualcuno a casa. David, che inizialmente era
era stato lasciato a casa. Poi, visto che non ci sono terzini, quando io dico non esistono terzini in questo Palermo, non è per mancare di rispetto a Devetac, è semplicemente per un fatto di, come dire, di scelte di una società che ha messo sul mercato il giocatore prima di convocarlo, quindi è chiaro che non rimarrà a Palermo e quindi un terzino sinistro va acquistato. Però in generale io ho visto questo ritiro di Livigno come un'opportunità di ritrovarsi e per Dionisi di capire chi è funzionale e chi no. L'abbiamo capito. E soprattutto di fare squadra dal punto di vista dei compagni. Abbiamo sentito dei nuovi arrivati che si sono subito integrati, lo hanno detto loro, ma lo vediamo noi quotidianamente, perché il gruppo comunque è affiatato e d'altronde è quello che è mancato anche lo scorso anno. Sì, il gruppo l'anno scorso è mancato completamente o comunque si è spaccato, come dire, andando verso la fine del campionato. Accantonato quello che è successo l'anno scorso, quello che respiro quest'anno è un bel gruppo, ma ripeto, tanti di questi giocatori non sono al centro del progetto, non possono essere considerati, non possono essere considerate le loro prestazioni, perché sono prestazioni condizionate da un'idea futura di essere ceduti. È un po', io guardavo l'atteggiamento di Piacelli e di Gomis. Gomis era appena arrivato, si faceva sentire, gestiva la difesa, guidava tutti, parlava e parava. È un Piacelli comunque taciturno che si faceva il suo in attesa di risvolti da Catanzaro, ma è chiaro che questo è un atteggiamento fisiologico per i giocatori che sono qui a Palermo e che sanno di non essere al centro del progetto. Ma mettiamoci un attimo nei panni di questi giocatori come il Fella che aspetta la chiamata alla CIL, Damiani che deve scoprire un attimo il suo futuro, Bro che si gioca le sue carte in difesa. Dico, è chiaro che questi giocatori non possono dare il reale contributo che necessita il Palermo, quindi prima si trova una sistemazione, prima arrivano giocatori funzionali, io la vedo così. Passiamo all'attacco, tasto sempre dolente. Prima di parlare di Brunori parliamo di Corona, perché Salvatore ci chiede se rimarrà o andrà in prestito. La società su questo è stata chiara, la volontà è quella di mandare Corona a fare esperienza, anche perché il giocatore finora ha giocato soltanto in campionati di primavera. È da capire quale sarà la destinazione, perché forse una Serie C. Sì, assolutamente. Corona andrà in Serie C secondo me. Non mi aspetto una categoria. Serie C vuol dire tanto, nel senso Serie C a salire, Serie C di mezzo, Serie C a scendere, insomma è da capire, è una Questo promessa, è tutta una scommessa. Io credo che il Palermo, piuttosto che individuare una squadra di grandi ambizioni, deve individuare una squadra che garantisca un certo minutaggio ai ragazzi, perché comunque stiamo parlando sempre di un giocatore di proprietà del Palermo e in Serie C chi non è di proprietà di qualcuno viene visto sempre con un occhio secondario. Quindi è chiaro che se Corona va, faccio un nome, la Provercelli, e la Provercelli deve garantire un certo minutaggio al ragazzo, altrimenti si è perso tempo. A questo punto è meglio tenerlo qui e fargli fare esperienza col gruppo qui a Palermo. Se invece lui va a giocare e si fa le sue 20 presenze e cerca anche di realizzare qualche gol nel frattempo, secondo me allora è un'opportunità giusta. Detto questo, tutto passa in mano alla società, le decisioni le prendono loro. Quello che è stato detto, ma forse è la cosa più chiara di questo Palermo, la situazione Corona. Corona ha bisogno di giocare, punto. Anzi, non parlatene, quindi anzi, forse noi stiamo andando un po' controtendenza in quello che ha detto Dionisi, ma è sempre per rispondere a voi. Corona andrà via, aspettiamo solamente di scoprire dove. Tra l'altro, senza troppi giri di parole, Corona è l'unico prodotto della cantera del Palermo finora, non ce ne sono stati altri. Tra l'altro, chi c'è stato, chi è stato nelle giovanili del Palermo, purtroppo non ha mai spiccato il volo finora, non ricordiamo grandi nomi in tal senso, quindi è evidente che il Palermo creda in Corona, però il giocatore ha tantissimo da dimostrare, finora ha fatto veramente poco al di là di un campionato primavera ad alti livelli, però ecco, per giocare in una prima squadra come il Palermo, ma come anche tante altre, ci vuole molto di più. Le esperienze di Empoli e Torino l'avranno aiutato, però è chiaro che Palermo è un'altra cosa, le ambizioni del Palermo sono un'altra cosa, e quindi lui, secondo me, se lo butti dentro in una piazza di quelle calde in C, secondo me si fa le ossa per davvero. Cioè tu lo fai giocare all'Audace Cerignola, al Foggia, al Taranto, in queste squadre qui dove senti l'adrenalina, dove senti la spinta del pubblico, dove senti le responsabilità di un popolo alle tue spalle. Secondo me è più importante di girarlo magari in una piccola squadra, magari del girone A di Lega Pro, dove c'è meno calore, dove si respira meno calcio puro. Non lo so, io spero solamente che il ragazzo giochi e che torni più pronto l'anno prossimo. Passiamo alle note dolenti, a parte lo scherzo, non è vero, ne parliamo praticamente ogni giorno, ma forse il protagonista di questo calciomercato rosanero, Matteo Brunori,
lo abbiamo visto anche oggi allenarsi, sappiamo che è parte del gruppo, si allena sempre quotidianamente con Dionisi. con Dionisi, lo so, cioè, No, cosa volevi dire allora? con costanza e non mi viene il termine, comunque Vabbè. si allena bene, si allena con i compagni, nonostante qualche smorfia, qualche presunto malumore, però ecco, al momento è un giocatore del Palermo e secondo noi fino almeno alle ultime battute di questa sessione di calciomercato ci rimarrà. A proposito di questo, un tifoso che non ricordo il nome perché ci avete scritto in tantissimi, se lo recupero lo ringrazio, però ci chiedeva di un possibile scambio la Padula-Brunori. Allora, è anche questo un tasto dolente. Intanto mi rilaccio a quello detto poco fa. Se la cosa si dovesse sbloccare nelle ultime ore di mercato, il Palermo rischierebbe di ritrovarsi un po' impreparato. Però, visto che... Tra l'altro ringrazio Diego che mi chiede se sono del mestiere, non lo so, fai un po' tu. Dai, torniamo a parlare di campo. No, io ringrazio sempre chi ci scrive, anche quando ci scrivono queste cose. Comunque, ritornando ad approfondire la questione Brunori-La Padula, sì, Brunori, ripeto, se se ne va nelle ultime ore di mercato, il Palermo rischia di trovarsi impreparato. Detto questo, se confido un minimo nella società, invece io ci confido tanto, penso che loro non si faranno trovare impreparati, a prescindere dal futuro di Matteo. La Padula è un buonissimo attaccante di categoria, secondo me ha la doppia cifra nelle gambe, anche qualcosina in più se inserito in un contesto ideale, però come si concretizza questo scambio? La Padula ha più anni di Brunori, secondo me Brunori vale più di La Padula, si deve trovare l'incastro giusto, però ricordiamo sempre che se Brunori va al Cagliari non rinforzi una diretta concorrente perché i sardi sono in Serie A. Forse io, se devo lanciare un assist a De Santis, lancio questo. Tra l'altro il nodo cremonese, perché il Palermo cedendo Brunori alla Cremonese Lì parliamo di un'altra si darebbe qualche problema da solo. Assolutamente. E ha costato anche Matteo Brunori al Monza, a proposito dell'amichevole di domani. Monza, grande piazza, perché comunque lì girano tanti soldi e soprattutto si compete per fare metà classifica in A, non è una squadra come magari l'Empoli che si deve salvare all'ultima giornata. Non lo so, dico la verità, magari Nesta potrebbe suggerire a Galliani questo nome, poi ricordiamo che il Condor è abituato a lavorare nelle ultime ore di mercato, sono un po' la sua casa, quindi è possibile che si inneschi una trattativa lampo col Monza, magari a partire da questa amichevole che si disputerà domani, ma mi sento di escluderla, non so perché, ma non ho sensazioni positive nel Monza, perché comunque non è mai uscito. Invece la Cremonese è quella più in pista per Matteo Brunori e non so se a questo punto il giocatore gradisce la destinazione, questo è un punto interrogativo, ma lui andrebbe alla Cremonese? Secondo me sì. Lascerebbe Palermo per un'altra big di B? Secondo me questo è un grandissimo controsenso, perché se abbiamo sempre parlato di Brunori volenteroso di giocare là, vista la sua età, visto che non l'ha mai fatta, visto che comunque viene da treni importanti, non mi aspetto da Matteo un trasferimento alla diretta. Però ecco, se ci fosse stata già una offerta all'altezza di Serie A, secondo me il giocatore avrebbe già firmato. Però vediamo, perché comunque De Santis l'ha messo al centro del progetto, è inutile tornarci, la prima conferenza stampa è stata in questo senso. Brunori ha sempre lasciato trapelare, perché mai il giocatore ha detto io voglio la Serie A e basta. Sono sempre voci che escono fuori, ma se è vero che il giocatore vuole la Serie A, la Cremonese non è in A. Lui ha sempre detto io voglio la Serie A col Palermo, però ecco il Palermo in Serie A purtroppo non c'è, eventualmente ci potrà essere tra un anno esatto, quindi il tempo scorre, il giocatore ha l'età che ha, se dovesse arrivare un'offerta dalla Serie A, secondo me non ci sono dubbi in merito alla risposta. Dal punto di vista della Serie B è un bel punto interrogativo, perché comunque nuovi stimoli forse potrebbero portare il giocatore a vivere maggiore entusiasmo, con maggiore entusiasmo la prossima stagione, e perché no anche la Cremonese potrebbe essere una piazza comunque interessante. Io lo vedo come un grande controsenso qualora lui si trasferisca alla Cremonese, perché lui ha sempre parlato di A e come non c'è A a Palermo non c'è neanche A a Cremona. Io penso che lui voglia giocarsi le sue carte nella massima categoria nazionale con un club importante, però se questo non arriva è possibile pure che resti a Palermo col sorriso a metà.
Grande nota ai tifosi per la Padula, che ci sottolineano che l'anno scorso non ha giocato per un Vero, infortunio. vero. Non è un nome, insomma, piace la piazza, quindi lo bocciamo. Tra l'altro non c'è una trattativa, quindi sentiamo di escluderlo. Insomma, ci scrivono tanti commenti sul calciomercato delle altre, che è abbastanza vivo. Noi aspettiamo come sempre gli arrivi, perché noi non li vedremo, ma speriamo che Li vedremo in foto. li vedremo in foto. Speriamo che tanti giocatori si uniscano al ritiro di Manchester e che altrettanti partano, non perché gli vogliamo male, ma perché comunque Per il bene del Palermo. per il bene del Palermo e anche per il loro bene, perché comunque qui non troverebbero spazio. Insomma, è tutto, come dicevi tu poc'anzi, un cantiere aperto, non resta che aspettare. Noi ci rivediamo alle 18:30, abbiamo sforato ampiamente la consueta mezz'oretta. Diciamo che ci stiamo lasciando andare in questi ultimi giorni. Ci scrivete sempre in tanti e noi ovviamente vi invitiamo a continuare a farlo. Ci rivediamo alle 18:30 con quello che sarà l'ultimo appuntamento da Livigno, poi ci vedremo domani nel prepartita dell'amichevole tra Monza e Palermo a Temù. E quindi non resta che salutarvi, speriamo che il meteo sia un po' più agevole È clemente. e quindi appuntamento al pomeriggio. A dopo.